Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E quelli di rimpete ieri un'egleseutte sacrade ai Sanks Pieri e Paoli, come che le viodin Cui di l'uomo già assai forte da poter signoreggiare se stesso, sente in quel suo rigoglio di vita il bisogno di le regolare. olme di gleseutte e salte fur, cialante, la picche e il balconzo. Pulì aliera un edifici grandonon che al comprendeve un'eglesi, un convent e un ospedale. L'ambiente è quello delle poste centrali, situate tra via Rauscedo e via della Posta. Buonasera. Il portal giavatti lì all'estat metut tal mur de Madone des Grazis, ban dell'Androne des Grazis. L'osteria e Barnabiti e Ciapelnon de Place. Ma culì e iere un'eglesie intitolate ai Sante Croce. 1394. Il patriarca Giovanni di Moravia viene assassinato e sepolto la stessa notte nel Duomo di Udine per evitare l'ira popolare. L'assassino Tristano Savorgnan, di soli 17 anni, il giorno seguente viene eletto capitano di Udine. Un dei primi documenti de cappelle de confraternite di San Giorgio dal Borg di Grezan è dal 1303 e si riferisce ai collette di San Giorgio, vengastai bes, mezza marche, 12 denari. Della famiglia Valentinis, signori di Maniago, Elena divenne terziaria agostiniana dopo essere rimasta vedova. La chiesa di Santa Lucia, ora sconsacrata, è strettamente legata alla sua storia. Padre Daniele Concina, predicatore molto ascoltato, tuonava dal pulpito, suggestionato dai fatti, il patriarca Delfino non poté far altro che demolire l'edificio, ristrutturandolo poi in una scuola di catechismo e al piano inferiore in un luogo di preghiera. Dopo che nel 1727 un Savorgnan uccise presso il teatro il conte d'Arcano che aveva osato guardare sua moglie e che la parte di una meretrice, pare, fosse stata interpretata da un prete poi condannato.